E buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Ecco la ricettina che molti di voi aspettavate, ovvero le treccine dolci o brioche con zucchero dette in siciliano con lievito madre. Ovviamente la ricetta senza lievito madre la trovate giù nell'info box e qui nella i di info, ma io vi lascio subito gli ingredienti per vedere come si realizzano. Quindi per realizzare le nostre brioche con lo zucchero, che me l'avete chiesto in tanti, andremo ad utilizzare e le facciamo con il lievito madre. Andiamo a utilizzare 320 ml di latte a temperatura ambiente, 575 g di farina 00, deve avere un minimo di 10 g di proteine. Andiamo ad utilizzare 80 g di lievito madre, però potete utilizzarne anche 100-120 grammi a seconda del tempo che avete, a seconda dell'attivazione di quanto forte è il vostro lievito e tutto il resto. 100 g di burro a temperatura ambiente e 40 g di strutto, estratto di vaniglia, un pizzico di sale che sono all'incirca 2-3 grammi, 120 g di zucchero e 20 g di miele di acacia. Per prima cosa andiamo a mettere la nostra farina all'interno della nostra planetaria in questo modo e andiamo a mettere un po' di latte così, andiamo a mescolare, andiamo a lasciare 100 g di latte da parte, le inseriremo dopo. Per adesso mettiamo un pochettino la farina in autolisi, in questo modo non dobbiamo fare tante cose ragazzi, così la farina si inizierà ad idratare e la lasciamo così per almeno un'oretta e copriamo con canovaccio pulito umido. Trascorsa un'oretta della nostra autolisi, quindi andiamo a mettere il lievito rompendolo a pezzetti all'interno, che odore raga, all'interno della nostra farina messa in autolisi. Vado ad aggiungere anche lo zucchero e il miele, tutti liquidi. Andiamo ad impastare, mettiamo pure l'estratto di vaniglia. Ovviamente questo è opzionale ragazzi, ma se volete dare un sapore più buono mettetelo, perché è la fine del mondo, poi sapranno più buone. E andiamo ad impastare. E iniziamo ad impastare per i primi 5 minuti a velocità minima, così daremo il tempo alla farina di idratarsi bene e di amalgamarsi agli altri ingredienti. Dopodiché aumentiamo la velocità a 2 e iniziamo ad aggiungere burro e strutto a pezzetti. Aggiungeremo il secondo pezzetto dopo che il primo si sarà ben amalgamato all'impasto. Questo aiuterà a rendere l'impasto ancora più elastico. Cosa importantissima per questo tipo di impasto e per gli impasti come questo ricco di grassi o quelli molto idratati come le mie mafalde ad esempio, è quello di non andare a superare la temperatura finale di 27-28 gradi. Ecco l'importanza di partire da acqua o latte a temperatura ambiente, altrimenti l'impasto rischia di non formare la maglia glutinica, quindi di non incordarsi. Trascorsi tra i 12 e i 14 minuti il nostro impasto dovrebbe essere pronto, quindi lo trasferiamo su una spianatoia un po' unta. Io vado a spruzzare il mio staccante spray e vado a fare delle pieghine così. Dopodiché lo formo una palla e vado a coprirlo a campana e lo lascio così riposare per una mezz'oretta circa. È trascorsa mezz'oretta, il nostro impasto si è rilassato, quindi andiamo a fare un altro paio di pieghine in questo modo come sto facendo io, ma veramente poche, e andiamo ad ungere pure la nostra ciotola e lo lasciamo così lievitare fino al raddoppio. Ragazzi, i tempi di lievitazione sono indicativi a seconda di come funziona il vostro lievito madre, ovviamente, di quanto attivo è oppure delle temperature che avete a casa, dell'umidità che avete a casa.
Ovviamente lo copriamo con pellicola trasparente per non fare seccare la superficie. Se volete lo staccante spray lo trovate giù nell'info box e nel mio shop Amazon. Altra cosa importante che vi volevo dire: se volete la ricetta delle brioche con zucchero o delle treccine dolci, come le volete chiamare, le chiamate, senza lievito madre, quindi con lievito compresso, potete trovarla giù nell'info box. L'avevo fatta già un po' di tempo fa. Ed ecco qui il nostro impasto ben lievitato, quindi lo andiamo a capovolgere sulla nostra spianatoia, in questo modo come sto facendo io, e molto delicatamente lo andiamo ad allungare e poi un po' ad appiattire con le mani, in modo da andare a formare una sorta di rettangolino che è largo all'incirca 25-30 cm. Quindi vado a tagliare sempre delle striscioline di impasto così per tutta la larghezza di 2 cm, poi le ritaglio a metà, le metto vicine l'una all'altra e vado ad intrecciarle, così vado a fare una sorta di spirale in questo modo. In questo modo avremo le nostre treccine già pronte. Le posizioniamo sulla placca da forno e mi raccomando, le estremità mettetele di sotto, così non si vanno ad aprire. Ecco le nostre treccine pronte, le posizioniamo su placca da forno, dopodiché le andremo a fare lievitare di nuovo. Ovviamente potete andare a fare la forma che più preferite e realizzarle anche solo come briochine, in questo modo come sto facendo io. Potete decidere di mettere delle gocce di cioccolato all'interno, comunque potete partire da questa base e poi andare secondo i vostri gusti. Quindi andiamo a coprire o con canovaccio umido o con della pellicola trasparente, però non andate a schiacciare, devono essere solo ricoperte, ragazzi. Magari mettete un po' di staccante sopra, così non si appiccica alla pellicola, e lasciamo lievitare ancora fino al raddoppio. È trascorsa circa un'ora, andiamola a spennellare con del latte, in questo modo come vedete fare a me. Io già le ho spennellate, non ho registrato, ma non ci fa niente perché è un'operazione semplicissima da fare. Le andiamo a mettere in forno statico preriscaldato a 180 gradi nel ripiano più basso del forno per circa 15-18 minuti. Una volta che le nostre briochine sono pronte, non le dovete fare cuocere troppo perché devono essere ben colorate, ma non troppo, altrimenti si seccano ovviamente. Ci prepariamo un piattino con del latte e un piatto con dello zucchero e andiamo a passare la superficie prima nel latte e poi nello zucchero. Ed ecco qua le nostre brioche con zucchero pronte, anche con lievito madre. Ragazzi, un profumino che c'era per tutta la casa, era pazzesco. Poi io l'ho fatto periodo ancora che c'era caldo, quindi è stata veloce l'operazione di farla perché il lievito ha lievitato veloce. Ovviamente regolatevi voi per la lievitazione, è una cosa importante, regolatevi voi anche per quanto riguarda la cottura, perché ogni forno è a sé. Quindi questa operazione di andarla a bagnare prima nel latte e poi nello zucchero la dovete fare quando ancora sono calde, quindi vi brucerete un po' le belle manine. Ed ecco qui le nostre brioche con zucchero, treccine dolci o brioscine o maritozzi, come li volete chiamare, li chiamate, prontissimi, sofficissimi e profumatissimi. Guardate che bello l'interno. Vi consiglio di provarle vivamente. Se non volete fare queste con lievito madre, provate quelle con lievito compresso. Troverete la ricetta giù nell'info box. Vi ricordo che mi trovate anche sui social Instagram, Pinterest e Facebook, e anche Telegram, dove potete comunicare in tempo reale con me. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale se vi piacciono le mie ricette. Io vi ringrazio ancora tutti e alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!